Lo scenario stavolta è quello della zona artigianale di Mussolente, nello stabilimento produttivo della Fiore Technologies SPA, azienda che produce grandi serbatoi metallici e silos per carburanti. Lunedì pomeriggio, durante una fase di lavorazione, uno scoppio di materiale diluente investe un operaio. È successo che un lavoratore, Sadio Silà, nostro iscritto, nostro delegato, è stato investito da un'esplosione, è stato scaraventato a diversi metri di distanza ed è stato per questo ricoverato, trasportato in ambulanza con la massima urgenza all'ospedale di Vicenza. Le condizioni dell'uomo, 55 anni, originario della Guinea-Bissau e residente a Bassano con la famiglia, sono in lieve miglioramento, tanto che ne è stato previsto il trasferimento al San Bassiano. Quello di Mussolente è solo l'ultimo di una lista lunghissima e tragica di incidenti. La settimana scorsa abbiamo visto la morte di un ragazzo in alternanza scuola-lavoro. Oggi vediamo questo, ma nel frattempo ne sono successi molti altri, magari minori, magari dei quali non abbiamo evidenza. Però gli infortuni ci sono tanti e i morti ormai in Italia sono diversi ogni giorno. I sindacati hanno indetto un'assemblea nel pomeriggio e un successivo presidio con sciopero di 8 ore. La richiesta è di aumentare i controlli e la sicurezza in tutte le aziende. Ci avevano promesso anche degli investimenti sui controlli, sullo Spisal, ma noi tardiamo a vedere ancora questi risultati, insomma.